Buongiorno, ciao a tutti, bentrovati. Spero che stiate tutti bene. Oggi è domenica e c'è una giornata qui a Venezia orribile, piove a dirotto da stanotte, è anche freddo, stamattina c'era un fortissimo vento e quindi diciamo una di quelle giornate tipiche in cui ti chiudi in casa e fai cose, studi, scrivi, leggi, lavori, produci, guardi la TV, ognuno poi fa quel che sente di fare. Ehm, Quello di cui mi piace parlarvi oggi è di nuovo il tema del colore, di cui avevo già trattato in un mio video di un po' di tempo fa, il quale aveva avuto anche parecchio seguito, avevo avuto diverse interazioni, diverse mail che avevo ricevuto e mi avevano fatto come sempre molto piacere. Il colore che per gli artisti veneziani, per i pittori veneziani è uno degli elementi base, uno degli elementi di fondo. Avevo già un pochettino raccontato qual è la connotazione del colore veneziano, o meglio la connotazione del colore per gli artisti di area veneziana, che è un pochettino diversa rispetto a quella per esempio degli artisti dell'area dell'Italia centrale, soprattutto nel Cinquecento ma non solo. E oggi mi piaceva interrogarmi con voi sul motivo per il quale il colore è così importante per gli artisti veneziani. Ehm, io ho un'idea, nel senso che ho cercato anche della documentazione, ho cercato se ci sono dei testi che ne parlano, non ho trovato testi specifici, anzi se qualcuno ha qualcosa del materiale, magari se lo condivide, si potrebbe continuare la discussione perché penso sia molto interessante e molto affascinante. Io, dicevo, mi sono fatta un'idea del perché il colore è per gli artisti veneziani così importante. E la mia idea ritorna come sempre alla natura intrinseca di Venezia, che è quella di essere una città d'acqua e una città sull'acqua e dentro l'acqua. Avevo parlato in un altro video anche dell'acqua per i veneziani e l'acqua imbeve, e non uso a caso questo termine, questo verbo, Venezia e i veneziani dalla sua nascita. Chi viene a Venezia sente l'acqua, avverte l'acqua, la percepisce anche a livello di pelle, a livello di umidità, quindi Venezia non può prescindere dal suo elemento acqua. E l'acqua ha anche la particolarità di riflettere, per cui la luce che c'è a Venezia è una luce che è estremamente particolare e che è sempre comunque filtrata dall'acqua. Quindi penso che in questo senso il colore sia così importante per i veneziani, perché chi conosce Venezia, chi ci vive, chi ci viene, chi ci verrà, si accorge o si accorgerà che il colore è sempre comunque estremamente particolare a Venezia. Ad esempio ci sono dei giorni e dei momenti dell'anno in cui le foto vengono incredibili, proprio perché il contrasto, ad esempio tra il cielo e gli edifici, piuttosto che i ponti, piuttosto che l'acqua, è particolarissimo. E quel tipo di contrasto lo puoi trovare soltanto a Venezia, magari soltanto in quel momento dell'anno. Quindi il gioco che la luce fa, grazie all'acqua, sulla città, è un gioco estremamente interessante, estremamente affascinante ed accattivante. E io credo che gli artisti veneziani non siano stati immuni rispetto al fascino che questo effetto, questa atmosfera donava e dona alla città. La cosa bella è che poi la luce, quindi i colori e quindi l'incidenza della luce varia in base alle varie stagioni dell'anno e anche in base alle varie ore del giorno rispetto alle varie stagioni dell'anno, per cui c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcosa di diverso da scoprire e da ammirare. C'è anche un'altra questione che è sempre comunque di carattere culturale, cioè il fatto che Venezia è stata città commerciale, città di scambio, città aperta. E quindi a Venezia sono arrivate per secoli centinaia e migliaia di persone che provenivano anche dall'Oriente. Noi sappiamo che in Oriente, ancora adesso, sono molto più colorati di noi. In Oriente si usavano e si usano colori molto più luminosi, molto più accesi, molto più sgargianti e quindi è molto probabile che l'influsso di gusto, appunto, diciamo in senso generale culturale, che è arrivato per secoli dall'Oriente, non abbia lasciato indifferenti i veneziani e quindi naturalmente anche i pittori che a Venezia vivevano e operavano. E quando io giro, viaggio per l'Italia, lasciamo stare l'estero, perché l'estero poi, quando vai al di là delle Alpi, la situazione è completamente diversa, ma quando giro per l'Italia mi rendo conto che in molte altre città del nord Italia, perché poi il centro e il sud sono ancora diversi, ma
in tante città del nord Italia, le persone, e qui mi riferisco alla moda, sono molto meno colorate. Le persone, penso ad esempio a Milano, città che amo molto, a Milano si tende, sto generalizzando naturalmente, ad utilizzare dei colori molto più monotoni, quindi che so, i colori, le tinte unite, i colori del nero, del bianco, del grigio, del beige, eccetera, eccetera. Quindi è innegabile che ci sia anche un aspetto culturale, al di là e dietro l'importanza dei colori per gli artisti veneziani e direi per i veneziani in generale. Quindi se venite a Venezia noterete come ad esempio le signore siano relativamente colorate, quindi anche la moda a Venezia era ed è più colorata e più morbida, meno rigorosa, meno formale, molto più morbida, perché morbida è anche la città, una città che è in acqua, è una città che è sull'acqua. E la riflessione che viene da fare è un po' un esercizio, un po' un gioco, un invito al quale vi porto e vi spingo, che è quello di pensare un attimo a qual è il nostro rapporto con il colore, perché il colore è importantissimo per noi. Il colore, un po' come le immagini, arriva direttamente nella parte più nascosta, più profonda di noi, senza passare per la ragione, senza passare per la mente. E quindi il gioco è sicuramente quello di vedere adesso, nel qui ed ora, qual è il mio mood, qual è il mio stato d'animo, qual è il colore che mi rispecchia. Io per fare questo video nel quale volevo parlarvi di colori, non a caso ho scelto una camicia colorata e non avrei mai pensato di indossare una maglia nera piuttosto che bianca, cosa che faccio normalmente, cioè faccio non tutti i giorni, ma sono colori che uso e che amo. Perché parlando del colore avevo voglia di avere qualcosa di colorato addosso e quindi è bello questo gioco, no? Provare a immaginare i colori, quindi nel modo in cui ci vestiamo, negli oggetti dei quali ci circondiamo, se ci compriamo dei fiori quel giorno, piuttosto che una pianta, piuttosto che una rivista, che siano in accordo col nostro stato d'animo e col nostro umore. È un gioco, un esercizio, una sfida, potrebbe essere quello di, per quel giorno, per quel momento, usare invece dei colori che siano in contrasto con il nostro umore. Quindi, se sono triste, potrei usare dei colori molto colorati, oppure potrei usare dei colori tristi, perché in quel momento mi va di rispecchiarmi in quel modo lì. Oppure, se sono molto allegra, se sono molto piena di idee, molto stimolata, potrei decidere di assecondare questo mio stato d'animo attraverso i colori, quindi di indossare colori magari usare con abbinamenti e accostamenti, oppure potrei in contrasto provare a vestirmi con ad esempio un total black. Sono giochi che però sono molto utili e ci permettono di focalizzarci su noi stessi, sul nostro stato d'animo, ci permettono di essere più consapevoli e sono comunque sempre degli strumenti che possono risultare estremamente utili. Quindi vi invito a provare questi piccoli esercizi e magari se avete voglia darmi un feed e dirmi poi come vi siete trovati, quali sono le sensazioni che avete provato, eccetera, eccetera. Quindi il gioco è domani, che è lunedì tra l'altro, o un domani qualsiasi in base a quando vedrete questo video, va bene comunque. Provate a pensare alla mattina a come vi sentite e vestitevi in accordo o, ripeto, in contrasto col vostro stato d'animo, ma fatelo in maniera consapevole. E poi vediamo come vi sentirete. E ripeto, se avete voglia, magari scrivetevelo. La mia mail è sempre la stessa, arianna.gambirasi@gmail.com. Bene, per ora vi saluto, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, grazie!